Poi vuole la profondità per Vittek, all'indietro è intervenuto anche Webb, ha trovato il lancio lungo, nessuno può arrivare sul pallone, Marchetti solo. Quarta volta che la guardo. Cannavaro, Quarta volta. De Rossi, Montolivo si libera, Lippi! non c'è nessuno alle spalle di Di Natale, sono sempre un po' imprecisi. Jendersen Approfitta un poco. prova ad accelerare, Anzi è andato a fare quasi la seconda punta, dentro c'è Vittek, il cross è per lui. Lippi! Chiellini, molto bravo Chiellini nell'1 contro 1 dentro l'area di rigore, poi sbaglia però De Rossi, dentro il pallone per Vittek e la Slovacchia in vantaggio, ha segnato Vittek. Non possiamo perdere la palla lì, Barry. Non possiamo sbagliare certi disimpegni. Però si è visto fin dall'inizio che erano molto pericolosi su queste ripartenze corte, velenosi, e Vittek è stato molto bravo. Ma la palla persa lì, quella rivediamo, linea di passaggio. Zitto, metti dentro! Maggio! No, Maggio! C'era Maggio! Possono guardare perché si muove in diagonale, non lo può mai anticipare e va a chiudere sul secondo palo. In appara a casa! 3 volte sotto. La Slovacchia! Appare a Brasile! C'era Maggio! Slovacchia in vantaggio, inutile dire che in questo momento Ma commetti Cassano! sembra un po' in confusione. Ma c'era Maggio! Ah! Zabatti, E poi gioca male a casa no! profondità il suggerimento per Vittek che colpisce l'arbitro. Cannavaro anticipa Jendersen, De Rossi, Iaquinta, attaccato in maniera Con più parole ragazzi, in appara a casa! in fretta per De Rossi, presto per Montolivo, c'è Zambrotta largo da una parte, scelto Pepe dall'altra, arriva